benvenuti. Noi intanto cominciamo perché se no non riusciamo poi a fare tutto il nostro programma. Io mi chiamo Roberta Consilvio e faccio parte dell'associazione Centro Studi Umanisti Salvatore Pupetta di Roma. Oggi parlerò dei parchi di studio e riflessione e dopo questa breve presentazione dei parchi avremo la possibilità di sperimentare uno dei lavori che svolgiamo all'interno dei parchi. Un'esperienza guidata, quindi ci sarà anche una parte pratica per chi vorrà. I parchi di studio e riflessione sono dei luoghi diffusi nei 5 continenti, è un progetto che abbraccia tutto il mondo e, come dice la denominazione, sono luoghi in cui si studia e si riflette. Su che cosa? Sull'evoluzione dell'essere umano in generale, sulle sue possibilità evolutive, sulla possibilità di accedere anche a delle strutture di coscienza diverse da quelle che uno sperimenta abitualmente e quindi di avere anche delle esperienze di ciò che chiamiamo sacro. Possiamo passare anche alla prima. Andiamo, grazie. Ecco, questo è uno dei parchi che sta in Italia, ad Attigliano, in provincia di Terni. Nel giorno della sua inaugurazione, quindi c'è anche molta gente. Il progetto dei parchi è stato lanciato nel 2004 da Mario Rodriguez Cobos, in arte, diciamo così, il suo pseudonimo letterario è Silo, come tutti lo conoscono. Ed è un pensatore, anzi era perché è recentemente scomparso, un pensatore argentino che è il principale teologo della corrente di pensiero del Judaismo universalista. Lui stesso lanciò questo progetto nel 2004, il progetto prevedeva la costruzione di un parco per continente. Invece ad oggi abbiamo operativi 24 parchi in tutto il mondo, di cui 6 in Europa, 2 in Italia. Uno, questo che abbiamo visto a Terni, e l'altro in Lombardia. I parchi sono dei luoghi multiculturali perché sono aperti a persone di ogni fede, di ogni credenza religiosa, diciamo, senza nessuna discriminazione di Francia. Ce n'è uno anche in Francia, si chiama Parc La Belle, sta vicino a Parigi. Ce n'è un altro in Spagna, un altro in Ungheria, per dire questi che sono in Europa. Uno in Germania. E uno in Germania, grazie. E poi ci sono altri progetti di parchi che chiaramente sono in gestazione. I parchi sono portati avanti da volontari, cioè sono gruppi di persone che si mettono insieme e che li autofinanziano, quindi in maniera personale, e anche le attività e tutta l'organizzazione viene portata avanti in maniera volontaria, quindi senza nessun scopo di lucro. Parlavo della multiculturalità dei parchi come luoghi che sono non solo aperti a tutte le persone, ma sono proprio pensati come spazi in cui le culture possono convergere, quindi spazi del dialogo e della collaborazione anche tra associazioni, culture, gruppi diversi. Non solo, ma perché quello che si sperimenta nei parchi ha a che fare con ciò che di universale c'è nell'essere umano, certe esperienze profonde che sono legate ai suoi aspetti più spirituali e più alti, che sono comuni a tutte le persone. I parchi sono dei luoghi che sono stati anche concepiti in una maniera multiculturale. È stato fatto anche uno studio, a partire proprio da quando fu lanciato il progetto nel 2004, uno studio che ha abbracciato molte culture di diverse epoche e zone geografiche per determinare come dovevano essere costruiti i parchi, per determinare le unità architettoniche di base che sono le stesse. Diciamo, fondamentalmente se uno va a un parco in Argentina troverà di base gli stessi elementi. Il primo elemento che incontriamo è il portale. Questo portale
Paolo Cinesi, oppure le porte di Tiwanaku o le porte che stanno davanti agli stupa buddisti. Ecco, quindi questo elemento è stato ripreso e si lega a questo tipo di tradizione. Un altro elemento che subito colpisce gli occhi per la sua forma insolita è questo monolite di acciaio inossidabile che c'è in tutti i parchi. In qualche maniera il monolite vuole rappresentare simbolicamente la fondazione del parco, quindi stabilirne le sue coordinate spazio-temporali. Si presenta come quello che Michele definirebbe un axis mundi, cioè un asse del mondo, una possibilità di accedere a uno spazio sacro, di collegare la terra con il cielo. Per esempio, sempre nella tradizione delle esperienze spirituali ci sono stati diversi esempi. L'uomo voleva accedere a questi spazi e rappresentava per esempio questo tipo di desiderio come salire su una montagna o appunto l'albero che si eleva dalle radici fino su nel cielo. O la scala, tipo la scala di Giacobbe, gli obelischi in Egitto che rappresentano il raggio del dio solare pietrificato che quindi collega questo spazio umano con uno spazio divino. Poi un altro elemento che abbiamo è questo. Un elemento che abbiamo si rifà a una tradizione che chiaramente ritroviamo in tante culture. L'acqua è stata sempre un elemento sacralizzato come portatrice di vita, di cura e di rinnovamento, di crescita. Nella cultura induista lo Lingam rappresenta questa unione fra il principio maschile e femminile che dà la vita, che crea l'universo. E nei parchi ritroviamo nella fonte questo elemento della tradizione, molto stilizzato chiaramente, assomiglia allo Lingam, però non è. Poi abbiamo anche un altro spazio. Questo spazio, adesso qui ci sono vari esempi. Chiaramente qui stiamo entrando sempre di più in un tipo di esperienza che è l'esperienza del sacro, un'esperienza che ci viene da millenni di preistoria, non di storia, ma ancora prima, quando quella necessità dell'essere umano gli ha fatto trovare dei luoghi in cui poteva raccogliersi o poteva avere esperienze straordinarie. E allora quello che prima erano le radure nei boschi o le grotte o le isole, quindi luoghi straordinari per la loro posizione e conformazione, sono diventati poi tumuli mortuari oppure templi. Ecco che anche la sala dei nostri parchi è uno spazio che vuole aiutare il contatto con il sacro. È uno spazio semisferico, la cui pianta assomiglia per esempio a quella, questa è la pianta di un parco. Le sale dei parchi sono fatte con questa pianta qui, hanno 4 entrate simmetriche e assomiglia molto a mandala tibetani o alle ciacana degli indios del Sud America. E sono degli spazi vuoti, cioè dentro sono completamente bianchi, non ci sono immagini proprio perché uno può esprimere la sua ricerca interiore con le proprie immagini, con la propria fede o con il proprio ateismo anche. Non è detto che anche una persona atea non provi un'aspirazione a un certo tipo di esperienze, prescindendo da quelle che sono le immagini che comunemente ci ritroviamo nelle religioni. E la gente si siede in questi cerchi concentrici, sono luoghi dove facciamo cerimonie semplicemente aperti alla meditazione. Questa sala qui, che è quella di Attigliano, è una sala che è aperta 24 ore al giorno, di notte, con la pioggia, con la neve, è sempre
sancire avvenimenti importanti. Per noi le stelle riportano i nomi di quelli che hanno contribuito al parco, quindi è una stella, diciamo, in memoria di tutte le persone che hanno creato il parco. E da ultimo ci sono anche altri edifici, che sono edifici di lavoro. C'è un centro di lavoro, un centro di studi, un'officina, cioè edifici dove si possono fare riunioni e quindi incontrarsi, fare seminari, ritiri, o come l'officina dove si possono, questo edificio in legno dove per esempio si possono fare lavori che hanno a che fare con il fuoco e con la ceramica o con i materiali, quindi anche un tipo di lavoro più pratico che non solo meditativo. Va bene, questo è un po' quello che volevo dire rispetto ai parchi. Io ho indicato anche questa sitografia dove è possibile avere informazioni sulla nostra associazione, sul parco di Antigliano, che è questo a cui noi afferiamo, e questo sito dove è possibile scaricare gratuitamente tutti i materiali nostri. Proprio perché, come dicevo prima, per noi appunto è un progetto totalmente autofinanziato. Quello che vorrei aggiungere sui parchi è una cosa che riguarda, diciamo, è chiaro che adesso voi avete visto alcune immagini della sala, del monolite, e può darsi che avete avuto, diciamo, un'impressione anche un po' strana, sono dei luoghi un po' insoliti, no? Assomigliano a qualcosa perché richiamano tradizioni precedenti, però sono dei luoghi nuovi. In qualche modo questa novità, questo sincretismo, no? È un tentativo che si fa, diciamo, nei nostri tempi, di creare un luogo dove possano convergere elementi di tutte le culture. Non solo, ma è anche, come posso dire, è la possibilità in questo momento di crisi, così come è successo anche in altri momenti di crisi. Cosa succedeva nei momenti di crisi, per esempio, delle civiltà? Che sorgevano nuovi elementi culturali, nuovi elementi psicologici, sociali, e questi si mescolavano con degli elementi che venivano già dalla cultura preesistente. Lo stesso sta succedendo oggi. Quello che ci ritroviamo in una cultura che è in crisi, e il tentativo dei parchi era anche quello di rappresentare un posto nuovo, un posto che in qualche maniera sia già proiettato verso il futuro e quindi che rappresenti anche quello che noi vogliamo, la nostra aspirazione che ci ha spinto a costruire parchi, cioè l'indizio il segnale di una nuova civiltà, un posto nuovo dove quello che facciamo è in qualche maniera creare le condizioni per un nuovo essere umano, che in realtà poi è quello che anche già stiamo vedendo qui in un festival di questo tipo. Hanno raccontato molte esperienze di questo tipo, quindi la sensibilità è comune, ormai si è molto diffusa, e quello noi lo facciamo attraverso dei percorsi di meditazione, percorsi di lavoro interno che avvicinano a delle esperienze particolari, come dicevo prima. Noi abbiamo quello che definiamo, se vuoi puoi spegnere perché tanto è finito, anzi io mi siedo anche così diventiamo più quello che definiamo le discipline, cioè sono dei percorsi organizzati in passi dove è stata ripresa tutta quella che era la conoscenza anche che l'uomo ha accumulato in 7.000 anni di fonti documentate e che ha potuto sfruttare per arrivare ad avere questo tipo di esperienze. Quindi noi abbiamo 4 discipline che lavorano con percorsi diversi, cioè la disciplina mentale lavora con la meditazione mentale, con gli oggetti mentali, la disciplina materiale che si rifà all'alchimia, che lavora con oggetti materiali, la disciplina energetica che ha preso elementi dallo yoga e quindi lavora con l'energia psicofisica, e la disciplina morfologica che lavora con le forme mentali. Quindi ognuno può in qualche maniera scegliere quella che gli è più affine come percorso. Quello di cui io vorrei parlare, diciamo, visto che controlliamo, siamo alle 5, quindi abbiamo ancora
vieni su